lode. Oggi, Signore, le persone che sono nel backstage, nell'audio, Signore, ti ringrazio per ognuno che è qui presente, Signore. Fa che i nostri cuori si possano aprire oggi per ricevere la tua parola. Nel nome di Gesù ti ringrazio. Amen. Allora siete pronti? Pronti? Iniziamo con la nostra lode al Signore, lodiamo con gioia, con grinta, battiamo le mani se volete uscire, ballare, movimentarci, che fa freddo anche. Quindi con gioia, ragazzi, con gioia. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore. Benedire noi
per questa nazione, oh Padre, ti preghiamo per l'Italia, oh Padre, ti preghiamo per chi non ti conosce, oh Padre, che possa risplendere la tua luce, oh Padre, la tua gloria nella nostra vita, oh Padre, che possiamo essere una testimonianza vivente ovunque andiamo, oh Padre, che possiamo testimoniare di te attraverso la nostra vita, oh Padre. Tutto chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Battiamo le mani, dai! Mamma mia, come siete immobili così! Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Dio tu sei! Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei. Lodare te! La Chiesa, vai! Ma dovete cantare! Dai, su! Alleluia! Al Signore lodiamo! Perché? Lodare! Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Perché tu sei. Perché tu sei. Sei buono tu. Facciamo un applauso al nostro Signore, amen! Siete vivi allora? Ora, prima di cantare il nostro ultimo canto, Santo Spirito, entriamo in preghiera. Dio, vorrei ringraziarti per questa sera, per tutte le persone preziose che ci sono qui, nella tua presenza, le persone che ci guardano. E vorrei ringraziarti per le loro vite, per le nostre vite che tu ci hai dato. E vorrei invitare il tuo Spirito Santo qui in mezzo a noi, perché Dio, tu sei buono e tutta la grazia va a te, e
fa sì che possiamo aprire i nostri cuori a te e che tu puoi riempirci del tuo amore e della tua gloria. Grazie Dio per tutto quello che fai per noi, nel nome di Gesù. Amen. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, nella tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. te Signore, Di te. voglio essere cosciente. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza.
canto che faremo si chiama Sia il Re del mio cuore. Mentre cantiamo possiamo fare di questo testo la nostra preghiera di consegnare al Signore il nostro cuore, la nostra vita, i nostri timori, e possiamo con questo canto dire al Signore, ma anche dire al nostro proprio cuore, alla nostra propria vita: il Signore è il Re della mia vita, della mia storia, del mio cuore. Amen. Cantiamo. Abbiamo cantato nel campeggio, sapete praticamente di memoria questa, dovete cantare per favore, Sia Re del mio cuore, Gesù. Sia Re del mio cuore, roccia che percorrerò, la fonte in cui berrò, Lui è il canto mio. Sia Re del mio cuore, l'ombra che mi coprirà, la vera libertà, Lui è il canto. Se tu sei buono, se tu sei buono, sia Re del mio cuore, il vento che mi guiderà, la mia ancora sarà, Lui è il canto mio. Sia Re del mio cuore, fuoco nel mio cuore che mi fa vivere per Dio, Lui è il canto. Se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, non mi deluderai, tu non mi deluderai, 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 se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono. Oh Signore, ti ringrazio per questa serata, Signore, per questa lode che ci hai portato, Signore. Ti ringrazio per darci la possibilità di essere qui un altro sabato, Signore, un'altra settimana, Signore, nella tua presenza. Ti chiedo, Signore, che ora che i nostri cuori sono aperti, Signore, che il tuo messaggio possa entrare nel nostro cuore, Signore, che noi possiamo capire in maniera completa il messaggio che tu vuoi portare a noi, Signore. Ti ringrazio per questo, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Buonasera. Amen. E mi sembra che siete un po' triste, oppure non so cosa succede, addormentati, cosa succede? Freddo? Sarebbe freddo? Fame? Cosa sarebbe? E siete molto. Ok? Vi invito, voi che siete un po' dietro, potete venire davanti, così possiamo ascoltare, sentire la parola del Signore. Per favore, vi invito di venire davanti. Ho fatto la doccia, ho messo un profumo
penso io che sarebbe un profumo un po' Chanel numero 152 che non esiste, ho comprato nel cinese. Va bene? Ok, oggi parleremo di un argomento, il nostro studio di oggi, un tema molto interessante. Prima, quando ho iniziato a studiare, a leggere, io pensavo che sarebbe una strada e dopo Dio mi ha mostrato, e anche leggendo questo studio che stiamo facendo ogni sabato, ho visto che la strada era una strada un po' diversa, ok? Io devo leggere qualcosa dello studio e dopo io vorrei entrare proprio in quello che la parola del Signore dice su questo tema di oggi, il problema del comportamento di fuga, fuggire, scappare. È un tema molto interessante e la prima domanda che io ho fatto a me, la prima cosa che ho pensato è se io ho avuto già questo desiderio, questa voglia di fuggire, di scappare, di questa fuga, fuggire proprio di casa, scappare della famiglia, di vivere un'altra vita. Avete già pensato di fuggire? Non dovete rispondere perché forse ci sono genitori qua e dopo potete avere qualche problema, ma dovete pensare, avete già pensato oppure è passato già nella sua testa, nella sua mente di fuggire, di scappare, di lasciare la tua vita, la tua casa e fuggire? Avete pensato già, sì o no? Pensa, io già sicuramente 2, 3, 5, 10 volte ho pensato già. Ancora oggi? No, sto scherzando, ancora oggi no, ma ho pensato già. Ok, vi leggo velocemente quello che questo studio inizia dicendo. Più di 1 milione, state attenti, più di 1 milione di adolescenti americani scappano di casa ogni anno. Più di 1 milione. Non sappiamo quanti scappano in Italia, però io sono sicuro che ci sono tanti. Alcune stime collocano i numeri molto più in alto, forse tra 2 e 4 milioni. È tanta gente. È tanta gente. E c'è una persona, che si chiama, un dottore che si chiama James Oracher, e lui ha fatto un studio. Sto dicendo questo veloce prima di entrare proprio nel testo della parola perché ho visto che è molto interessante. E lui dice così, questo dottore ha fatto un studio, un'esperienza, ha studiato proprio il comportamento di adolescenti, di giovani, e lui ha detto così: la mia esperienza suggerisce che gli adolescenti oppure giovani che scappano rientrano in una delle 3 categorie che io vi leggerò adesso: i fuggiaschi, li usa e getta, oppure semplicemente annoiati. Queste 3 categorie di persone che vogliono scappare, fuggire e che vivono proprio questo comportamento di fuga, ok? Io sono sicuro che pensando nella parola del Signore possiamo già immaginare che testo vi leggerò tra poco, una persona che è scappato. Dovete pensare, leggo adesso questi 3 punti che questo dottore James ha studiato e dopo vi leggerò questo testo della parola del Signore di un fuggiasco, di una persona che ha scappato. La prima categoria sarebbe il fuggiasco. Il fuggiasco sta scappando di una situazione che non può più tollerare. Avete già vissuto un'esperienza, una situazione a casa vostra che avete pensato di scappare? Una situazione forse con i tuoi genitori o forse con un fratello, una sorella. Il conflitto è così grande che i membri della famiglia difficilmente si supportano l'un l'altro. Io ho avuto già questa esperienza quando ero bambino di avere un problema con mio fratello più vecchio, posso dire, quello che è più grande, grazie, più grande.
mio fratello ed io abbiamo una grande differenza di età. Io ho, non sembra, lo so, ma io ho 40 anni, ok? Con spirito di 20, però ho 40 anni, e mio fratello 60, 61, cioè la nostra differenza 21 anni, ok? Lui praticamente può essere il mio papà, ok? E pensa il mio papà, lui può essere il mio nonno, mio papà, ok? E ho avuto questo problema con mio fratello più grande, perché lui voleva essere tipo il mio papà. E ogni tanto lui diceva qualcosa, io non accettavo perché? Perché lui non era mio papà. E quando lui diceva, io rifiuto. Esatto. E così ho iniziato a avere un rapporto, una relazione, posso dire così, di mi allontanare del mio fratello. Perché? Perché io non volevo sentire quello che lui voleva dire. E a volte è così, a casa vostra, con un fratello, con una sorella, oppure con il tuo padre, con la tua mamma. Una persona dice, oppure la tua mamma dice una cosa e mamma, per favore, lo so cosa fare, ho capito già, io sono grande, lo so, ho imparato già, lasciami andare, Giulia. Ok. Il fuggiasco è così, sai? Quando lui sta vivendo un conflitto così grande, loro non si supportano. La pressione è grande, cresce, ok? Quando finalmente questo giovane, questo adolescente pensa, devo scappare. Questa casa, questa famiglia per me non serve, ok? Questo è il primo punto, il primo tipo, sarebbe la prima categoria di una persona con comportamento di fuga. Fuggiasco, la persona che vive una situazione che non riesce a tollerare e la soluzione per questa persona è scappare. Un altro tipo di comportamento, la seconda categoria, lui chiama l'usa e getta. L'usa e getta veniva solitamente rifiutato da bambino, sai quella persona che da bambino, da piccolo, sempre i suoi genitori, fratello, sorella, amici, parenti dicono no, non può fare così, no, sei così, sei cosà. E questo bambino cresce rifiutato. Durante l'adolescenza il rifiuto diventa sempre più netto. Per scappare il giovane può iniziare ad andare alla deriva. Lui o lei esce di casa senza opporre resistenza, o gli viene detto di andarsene per il bene della famiglia. No, deve andare, così sarà meglio per te, per noi. E questa persona scappa. Una persona rifiutata da bambino. Non so quanti anni hai, perché oggi ci sono tanti di 10, 12, 15, 18, 28, 25, 62 se non sbaglio. Così funziona. Io una persona rifiutata da bambino, una persona che cresce con questo tipo di problema, anche questa persona può avere questa voglia, questo desiderio di scappare, di fuggire, di lasciare la sua famiglia. E l'ultima categoria, semplicemente annoiato. Il messaggio che sento da loro è nessun grande conflitto. I miei genitori, io, abbiamo appena concordato che la casa era una specie di posto in cui atterrare per tutti noi. Quindi ho deciso di fare quello che fanno tutti gli altri, andare via. I suoi genitori e anche questo adolescente hanno deciso, va bene, adesso è il momento di... Vai via, ciao, grazie, sei bravo, vai a cercare la tua vita. Questi tre tipi di categorie che questo dottore ha studiato e ha visto, lui suggerisce che gli adolescenti e anche i giovani possono avere questo comportamento di fuga. Allora, vediamo cosa la parola del Signore dice, pensando, ci sono tante cose da parlare, ma ho pensato
pensato di saltare tutti e andare direttamente alla parola del Signore, perché io penso che questa storia che leggeremo adesso, questa storia proprio parla per sé e ci insegna qualcosa che viene da parte dal Signore, perché possiamo parlare le cause di comportamento di fuga, che sarebbe abusi, alienazione, ribellione, mancanza di controllo, paura, timore, tante altre ragioni, sai? E anche gli effetti del comportamento di fuga, difficoltà di sopravvivenza, vulnerabilità, lo sfruttamento e l'abuso, comportamento criminale, spero di no, altri effetti, tante cose che possono succedere, ma purtroppo succede. Allora, cosa la parola del Signore dice di un personaggio che è scappato? Chissà chi è questo personaggio? No, anche lui, però c'è un altro. No. Grazie. La fuga più famosa di tutti i tempi e anche della parola del Signore è il figlio prodigo. Questa storia è raccontata da Gesù e adesso possiamo leggere, si trova nel 15° capitolo del Vangelo di Luca. E facciamo così, chi può venire e può leggere per favore? Io prendo adesso un microfono, vediamo. Marco, vieni qua per favore, vieni. Può leggere qua per me per favore, così mi aiuta. Qua. La fuga più famosa di tutti. No, qua, disse ancora. Vai. Disse ancora, un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Da lì a poco il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliele dava. Allora gli entrò in sé, disse: quando servi di mio padre hanno pane di abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mentre un agnello al dito e dei calzini ai piedi. Un anello al dito e dei calzini ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiatelo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Bravo, grazie Marco. Facciamo un applauso, Bravo. Questa storia è una storia molto molto conosciuta della parola del Signore, che racconta la storia del figlio prodigo. Qual era la voglia, qual era il desiderio del figlio prodigo? Conoscere la vita fuori. Lui è cresciuto, lui da bambino, sempre vicino al suo papà, non solo la sua mamma, non dice la parola del Signore, e la sua famiglia anche era una famiglia
con tanto soldi, ricca, loro potevano fare di tutto, viaggiare, passeggiare, avere di tutto, mangiare di tutto, però lui aveva un desiderio, una voglia di vivere la vita fuori della casa dei suoi genitori, fuori della casa della sua famiglia, e lui voleva sperimentare la vita. Lui voleva bere, lui voleva fumare, lui voleva ballare, lui voleva baciare, lui voleva fare tante cose che anche noi vogliamo fare. E cosa lui ha fatto? È scappato. Io non so se lui si trovava in una di queste tre categorie, fuggiasco, l'usa e getta, oppure semplicemente annoiato, però lui aveva una voglia di andare. La storia di Gesù può essere applicata a tutti noi, adulti e giovani. Tutti noi eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, come dice la parola. Siamo stati tutti fuggiaschi, in un momento o nell'altro, dall'amore di Dio. E questo è il punto che io vorrei parlare velocemente con voi. Quando ho una voglia o quando ho questo desiderio di scappare, oppure di pensare che io non mi trovo bene nella mia casa, che non riesco a sentire oppure a fare quello che la mia mamma, il mio papà mi chiede a fare, oppure quando mi sento un po' ribelle, io ho una voglia di via, grazie, no, io posso fare tutto da solo, io sono perfetto, io posso, I am the best. E questo testo ci insegna che il figlio prodigo è andato. Lui è andato a fare il suo giro e lui all'inizio ha trovato una buona vita, però subito dopo cosa è successo? Si può vedere che lui ancora dava da mangiare. Non era un bello lavoro, dare da mangiare ai maiali, ok? È un lavoro per una persona che è cresciuta in una famiglia ricca di soldi, eccetera. Non era un lavoro bello. Allora, tornando qua in questo versetto che abbiamo letto di Isaia 53,6, noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. E questo testo ci insegna che anche noi a volte vogliamo scappare dall'amore e dalla presenza del Signore. Ma Lui, come il Padre che aspettava nella famosa storia, Gesù, Dio, ci aspettava e generosamente ci ha accettati prima ancora che potessimo finire i nostri atti di rimorso. Ho pensato in 3 cose che possiamo fare per vincere e per capire come gestire il comportamento di fuga, la voglia di andare. Perché adesso io parlerò di 2 cose. Prima, proprio la voglia di andare, di uscire dalla vostra casa. E seconda cosa, quella fuga che a volte io faccio per non nascondere e non mostrare un stile di vita oppure un peccato, una cosa che io voglio coltivare, ma non voglio lasciare che gli altri possano vedere. Ok? Ma prima di parlare di questo tipo di fuga, parlerò proprio della fuga di uscire di casa, di scappare. 3 punti per aiutarci. Prima cosa, identificare perché io voglio fuggire, perché io voglio scappare, perché io voglio lasciare la mia vita, la mia famiglia, perché non mi piace ascoltare e sentire quello che la mia mamma, che il mio papà dice. Io devo identificare perché voglio scappare. Non so se questa è la tua voglia. Può darsi che la tua voglia non sia scappare dalla tua casa, ma
la tua voglia sia scappare dalla tua famiglia. Ma Dio, di nuovo la mia mamma, ma di nuovo devo fare il compito, di nuovo devo andare in scuola, chiesa di nuovo, ma non voglio andare in chiesa, di nuovo con quella persona, eccetera, eccetera. Prima cosa, dovete identificare perché volete scappare. La seconda cosa, una volta che ho identificato, io devo affrontare. Io devo identificare e dopo affrontare. Ok, va bene, il problema è questo. E adesso cosa devo fare? Devo creare un modo per arrivare al terzo punto, che sarebbe risolvere. Una volta che ho scoperto, ho visto quello che ho identificato, devo affrontare e risolvere. Perché è così che funziona. Dio mi ha creato e mi ha dato una casa. E questo è il lavoro del diavolo. Distruggere la famiglia, distruggere la tua casa e la tua vita. Ho parlato tanto nel campeggio del lavoro del diavolo, che è rubare, distruggere. E questo è il suo lavoro, distruggere. Il diavolo è diavolo, non scherza, non fa il suo lavoro di qualche modo. Il diavolo fa il suo lavoro per distruggere e anche per dare a te, per fare con te quello che lui ha fatto con questo figlio prodigo, la voglia, il desiderio di andare via. Però la storia del figlio prodigo finisce con un finale felice. Perché cosa è successo? Un giorno lui cosa sto facendo con la mia vita? Cosa sto facendo, Signore? E lui subito ha pensato, devo tornare indietro di quello che ho fatto. E la parola del Signore dice, egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Suo padre stava aspettando. È così con Dio, quando ho un problema, un peccato, quando ho una cosa da risolvere, di consegnare al Signore, di chiedere perdono, io posso andare, girare il mondo, posso allontanarmi dalla presenza del Signore, ma Lui sarà sempre pronto, aspettandomi, dicendo, vieni figlio, torna alla mia presenza. Siete giovani, siete adolescenti, giovani, e dovete imparare una cosa molto importante. Nella vostra età vogliamo sempre fare di tutto. Ho cresciuto in una casa cristiana, ho cresciuto in una famiglia cristiana. Pensa, io da bambino, come lui, io già suonava, cantava. Pensa che con 9 anni io ero insegnante nella scuola domenicale, e io con 9 anni insegnavo altri bambini. Pensa, con 10 anni già facevo parte di incontro di preghiera, cantava, suonava, eccetera. Ho cresciuto nella chiesa, in chiesa, ho cresciuto in una famiglia cristiana, ma un giorno ho pensato, io non conosco com'è la vita fuori, io non sono mai andato a fare qualcosa di diversa, non ho mai fumato, ma ho pensato, bere, fumare, eccetera. Io un giorno ho pensato questo, e la prima cosa che devo fare quando viene la voglia è subito già identificare e affrontare, perché dopo che viene la voglia, cosa succede? La voglia diventa realtà. Prima io desidero, io prima penso, no, io vorrei andare in una festa, ci sono tanti di là, fumare, bere, eccetera, bacio 1, 2, 3, 5, 10, vediamo quante posso fare questa notte, ok, eccetera. Però quando viene la voglia di fare qualcosa, io subito devo tagliare e pensare, no, non posso fare. Non è che dobbiamo essere adesso quelli tipi di cristiani che non posso guardare a destra, a sinistra, non fare niente, ma io devo tagliare questa voglia di peccare, io devo tagliare, e così io affronto subito e non permetto questa voglia
di fuggire, di scappare, di lasciare la mia vita, allontanarmi dalla Chiesa, dalla famiglia, entrare nella mia vita. Io sto parlando della storia del figlio prodigo. Può darsi che mentre io parlavo, hai iniziato a pensare, ma per me non c'entra niente. Io vengo a chiesa, io vado ogni domenica nel culto, io faccio parte di un piccolo gruppo, non ho nessun problema con mio papà, con la mia mamma. E questa è l'ultima cosa che volevo parlare. A volte esiste un tipo di fuga che non sarebbe la fuga di fuggire, di scappare dalla vostra casa oppure di lasciare la vostra famiglia, ma è la fuga che sarebbe una stampella che io uso per nascondere, per non lasciare che gli altri possano vedere un peccato oppure una cosa, un stile di vita che io vivo e non voglio lasciare e consegnare a Gesù. E questo tipo di fuga a volte io posso praticare anche per nascondere questo stile di vita che mi ruba della presenza del Signore. Non so com'è la tua vita, non so quanto del tuo tempo ogni giorno tu consegni o offri al Gesù. Tipo, quanto durante la settimana io devo leggere la parola del Signore oppure pregare. La vita cristiana non è solo venire in chiesa. Io devo pregare, io devo leggere la parola del Signore. E a volte ci sono delle cose che rubano il mio tempo con Gesù. E quando vengo in chiesa, io non voglio mostrare che io sono una persona vuota, che io sono una persona senza la parola e la presenza del Signore, così io scappo di questo stile di vita e inizio a dimostrare che sono un'altra persona. E dopo si può vedere nel comportamento di questa persona che alla fine è una persona che bisogna della presenza del Signore, che c'è una mancanza dello Spirito Santo. Cosa dovete consegnare a Gesù oggi? Cosa dovete dare al Signore oggi? Oppure che cosa dovete affrontare oggi? Che tipo di peccato o che tipo di situazione dovete affrontare per scappare di questo tipo di comportamento? Perché sai, a volte è così che funziona. Quando io voglio consegnare qualcosa a Dio, io posso fare così. Beatrice, vieni qua per favore, solo per aiutarmi con questo esempio. Io devo consegnare a Gesù il mio peccato, il mio problema, il mio cuore, la mia vita, ma pensiamo adesso che Beatrice è Gesù, ok? Io sono io, va bene. E tu sei Gesù. E questo è il mio problema, questo è il mio peccato, questo è quello che devo consegnare a Gesù. Sai quello peccato che è un pet per me? È un peccato, un animale domestico, il mio peccato domestico. Io non voglio dare a nessuno, è mio peccato, ok? Prendo cura io del mio peccato, è mio. Cosa sarebbe quale sarebbe il tuo peccato domestico che ti ruba della presenza del Signore? Giocare? Che altra cosa posso dire? Dire parolacce? Vai. Grazie Vittoria, dire bugie. Telefono? Quanto tempo io passo davanti al mio telefono ogni giorno? Il mio telefono ogni lunedì arriva un messaggio, di solito praticamente tutti sono così, arriva un messaggio dicendo quanto tempo ho spento, speso
speso, speso, grazie. Quanto tempo hai speso davanti al telefono? Facebook, Instagram, WhatsApp, su internet, eccetera. Ogni lunedì quando io vedo, ma Signore, tutto questo tempo, ogni giorno, 2, 3, 5, 4 ore, e a volte non pensiamo che è tanto. Cosa ruba la tua vita? Cosa ruba il tuo cuore della presenza del Signore? I tuoi amici sono più importanti della tua vita con Dio. Giocare, bere, viaggiare, la tua ragazza, il tuo ragazzo, non lo so, la tua scuola, forse studiare. C'è gente che non sembra, ma esiste gente che la sua passione è studiare. Io devo consegnare a Gesù, certo. Beatrice adesso fa Gesù. E questo è il mio problema, quello che io devo, il mio peccato, che io devo dare a Gesù. Di solito, come io faccio? Gesù, qua è il mio peccato, ti do il mio peccato, va bene? Questo è il mio peccato, va bene? Vai Gesù, prendi Gesù. No Gesù, vai, mio peccato Gesù. È il nostro peccato, vai. Mio e tuo, ok? Va bene? E è così che facciamo. Io non do a Gesù, io non consegno, non mi fido del Signore di aprire il mio cuore e dire, Signore, io ti consegno, io ti do, io chiedo perdono. Come io devo fare? Io devo dare a Gesù e lasciare, devo consegnare e confidare. Gesù, è questo che devo darti, il mio peccato, il mio problema. Ciao, grazie. È così che funziona e devo confidare nel Signore. Per finire, grazie Beatrice, adesso faremo una preghiera. Io vorrei invitarvi a pregare insieme a me, ma io vorrei dirvi una cosa, non dobbiamo adesso pregare solo per pregare. Abbiamo sentito e ascoltato queste storie del figlio prodigo, pensato che ci sono tante categorie di comportamento di fuga, abbiamo pensato che forse non mi piace la mia casa, la mia famiglia, la mia scuola, la mia chiesa, i miei amici non mi piacciono niente, e cosa devo fare adesso? Pregare e dare a Gesù il mio cuore e confidare nel Signore e tornare come il figlio prodigo ha tornato, anch'io devo tornare e dire, Signore, io vorrei restare nella tua presenza, io vorrei sentire la tua voce, dare e aprire il mio cuore a te. Ma cosa ti impedisce? Ti impedisce, grazie. È difficile parlare, impedisce. Cosa ti impedisce di consegnare il tuo cuore e dare al Signore il tuo peccato, i tuoi problemi, oppure quello re della tua vita che non è Gesù, che ruba il posto del Signore? Vi invito adesso di chiudere i vostri occhi e pensare e consegnare adesso a Gesù quello che deve essere consegnato. Forse è un peccato, forse il tuo cuore è freddo della presenza, sei allontanato dalla presenza del Signore, forse io vengo ogni domenica, ogni sabato, forse io sono figlio di credenti, sono cresciuto in una famiglia cristiana, però io non sto vivendo oppure non ho avuto ancora la mia esperienza personale con Dio. Il mio desiderio è scappare, fuggire. Il mio desiderio è fuggire dalla presenza del Signore, della mia famiglia, fuggire dalla mia casa, fuggire di tutto, vivere la mia vita, sperimentare una vita diversa di questa e allontanarmi dalla presenza dello Spirito Santo. Cosa ruba il tuo cuore? Cosa ruba il tuo tempo? Forse
quale sarebbe il peccato che adesso dovete chiedere perdono e consegnare a Gesù? Abbiamo appena cantato e faremo di nuovo quello canto che dice sia il re del mio cuore. E questa deve essere la nostra preghiera adesso. Gesù, io non voglio fuggire dalla tua presenza, io non voglio scappare di vivere quello che il Signore ha preparato per la mia vita, la storia che Gesù ha scritto per la mia vita. Io voglio dichiarare che tu sei il re della mia vita. Lo so che siete giovani e a volte sembra molto lontano quello che sto dicendo, ma è in questa età che si inizia a pensare che di solito questi tipi di pensieri vengono di fuggire, di scappare, di allontanarsi dalla Chiesa, di questo tipo di vita. Parla con Gesù. Sai che peccato c'è nome. Io devo pensare adesso qual è il nome di quello che mi ruba, qual è il nome di quello Dio che prende il posto del nostro Dio, del nostro Signore. E cosa mi fa avere questa voglia di scappare, di fuggire, di allontanarmi dalla presenza dello Spirito? Mentre io prego, chiedo al gruppo Lode di venire davanti. Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché abbiamo ricordato, imparato oggi con la storia del figlio prodigo che non vale la pena vivere una vita lontano dalla tua presenza, dello Spirito Santo, che non vale la pena questa voglia, questo desiderio di vivere lontano da te, Signore. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa, Signore, toccare in ogni cuore, che tu possa, Signore, se ancora non sei, diventare re di ogni cuore in questa sera, Gesù. Signore, io ti chiedo di benedire ogni persona, che ognuno possa avere la forza di affrontare il peccato, affrontare i suoi timori, i suoi problemi, che ogni persona oggi possa uscire con forza, grazia e la presenza dello Spirito Santo. Che questa storia del figlio prodigo, che ha vissuto un'esperienza che non era bella, ma dopo è tornato e è vissuto una nuova vita con te, che noi possiamo imparare con questa esperienza, Gesù, di vivere una vita vicino alla tua presenza, Signore. Sappiamo che il mondo è interessante, attraente, sappiamo che ci sono tante cose che vogliono rubare il nostro cuore di te, Gesù, che possiamo, Signore, riempire il nostro cuore dello Spirito Santo, che possiamo riempire la nostra vita, la nostra mente con la tua parola, Signore, e che possiamo imparare ogni giorno a vivere una vita di preghiera, una vita di leggere la tua parola, Signore, e una vita vicinissimo a te, sentendo la tua voce, Signore. Grazie. Chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Adesso possiamo cantare di nuovo. Alziamoci per cantare e così io penso che possiamo finire questo culto per dopo fare il momento di offerta e andare ai nostri piccoli gruppi. Però non dimenticare di questa storia. Potete dopo leggere di nuovo capitolo 15 del Vangelo di Luca e approfondire lo studio della storia del figlio prodigo. Non dovete pensare in scappare, non dovete pensare in fuggire neanche dalla presenza del Signore. Amen? Amen. Cantiamo sia Re del mio cuore. Amen. Dovete cantare, dovete fare di questo canto la vostra preghiera.
così funziona quando io voglio che lo Spirito Santo venga e faccia un'opera dentro di me. La prima cosa che devo fare è permettere, io devo aprire, il Signore non entrerà, il Signore non entrerà se io non permetto. Dio aspetta che io possa dire: ok Signore, sei benvenuto. E così dobbiamo cantare, lodare e adorare a Gesù. Amen. Non è per sentire solo la tua voce, non è per fare un grande coro, non è solo per mostrare che sappiamo il canto, ma è proprio per fare una dichiarazione a Gesù, una preghiera dicendo: Signore, sia il re della mia vita, sia il re del mio cuore, e dichiarare che Lui è la cosa più importante. Amen. Cantiamo. Sia il re del mio cuore, la roccia che percorrerò, la fonte in cui berrò, Lui è il canto mio. sia il re del mio cuore, l'ombra che mi coprirà, la vera libertà, Lui è il canto se tu mio. sei solo Lui, Se tu sei, Padre buono, ci sta aspettando tornare. Sia il re del mio cuore, il vento che mi guiderà, la mia ancora sarà, Lui è il canto mio. sia il re del mio cuore, fuoco nel mio cuore che mi fa vivere per Dio. Lui è il canto. Se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono. possiamo cantare: non mi deluderai. Non mi deluderai, tu 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 non mi deluderai. Se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono. Amen. Possiamo fare un applauso a Gesù? A Gesù, non è per me, non è al gruppo Lode. Facciamo un applauso a Gesù. Amen. Lui è buono e è un Padre meraviglioso. Potete accomodarvi, Pastora Monique? Prova. Allora, momento pubblicità, momento degli annunci. Allora, vi ricordiamo l'incontro di preghiera giovedì alle 21 sul canale Discord fatto da noi giovani, quindi ho bisogno che adesso tutti quanti i giovani alzino un attimino la mano, guardatevi intorno, giovani, sopra i 18 anni, alzino la mano. Ecco, se vi guardate un po' intorno c'è Emanuele là dietro, c'è la Letizia, c'è anche la Vittoria, c'è anche Gabriel qui, tutti quanti noi in realtà, più o meno. Se non sapete come funziona Discord, potete chiedere molto semplicemente a uno di noi e vi mostreremo come funziona. Questo alle 21, invece alle 20
si tiene l'incontro di preghiera qui in chiesa, per quello potete parlare con uno dei pastori. E martedì 24, cioè questo martedì, si terrà l'incontro di teologia qui. Invece martedì 31 ci sarà l'incontro di teologia a Conegliano a casa di Samuel. Non volevo dirlo online, però vabbè. Piazza San Pietro 51 31 020 San Medemiano, provincia di Treviso. Prossimo sabato invece tratteremo sul tema alcol e il suo abuso. Quindi prossimo sabato, sempre alla stessa ora, tratteremo su questo tema. E infine, ora per tutti i membri della Chiesa Agape, ci sarà domenica 29 l'assemblea ordinaria dopo il culto. E nel canale Sabato CBA si trova l'ordine del giorno. Ok. Credo che possiamo alzarci in piedi e pregare prima di andare nei nostri incontri. Signore, grazie per questa settimana che ci hai dato, Padre. Ti ringrazio perché anche oggi tu sei qui insieme a noi, Padre. Ti ringrazio perché nonostante tutto, nonostante le mille difficoltà, nonostante le mille cose che ci possono portare lontano da te, Padre, noi sappiamo che in te troviamo amore, in te troviamo riposo, in te troviamo speranza, Padre. E ti ringrazio di tutto questo nel santo nome di Gesù, Padre. Amen. Se tu sei